Treviso si conferma ai vertici provincia, ai vertici per la raccolta differenziata, ma ora la Marca primeggia anche per la drastica riduzione dei rifiuti che vengono portati in discarica alla fine dell'intero processo. A Palazzo dei 300 la premiazione del comune Riciclone. Massimo Zennaro e Claudio De Zan. Ormai si può parlare di comuni rifiuti free, cioè liberi da rifiuti. 215 comuni veneti superano il 65% di raccolta differenziata e producono meno di 75 kg all'anno per abitanti di rifiuto secco indifferenziato, dati che mettono la nostra regione in testa alla classifica nazionale. Abbiamo una percentuale, diciamo così, media molto buona, molto alta sopra quella nazionale, ma abbiamo delle differenze del 10, 15, addirittura 20% fra provincia e provincia. Tra i capoluoghi molto bene Treviso, Male, Padova e Verona che raccolgono meno del 50%, ma la classifica dice che tra i piccoli è Castelcucco quello che ricicla e produce meno rifiuto secco, bene anche Sospirolo nel Bellunesi, risultati frutto dell'impegno e anche dei controlli. Controlli quindi sui contenitori quotidiani, informazione capillare ai cittadini e continua nel tempo. Anche controlli su quelli che sono i cittadini non proprio virtuosi. In testa alla classifica tra i comuni tra 5 e 15 mila abitanti Zenone degli Ezzelini, in quelli più grandi Vedelago, tutti nella provincia di Treviso. Per il cittadino sono 25-30 euro all'anno risparmiati in bolletta. Per l'economia veneta, carta, plastica, metalli. Lo stesso tema ricorrente in questo periodo del biometano sono 35 milioni di metri cubi di metano risparmiati. Ma si può ancora migliorare. Bisognerebbe intanto massimizzare la raccolta differenziata in tutti i territori, cercare di ridurre la produzione di rifiuti innanzitutto e mettere insieme un sistema di gestione che sia in grado di recuperare la materia, di costruire nuovi impianti di riciclaggio e di recupero di materia, di piattaforme anche di riutilizzo che sono molto importanti.